Era latitante da 5 anni Antonio Strangio, ritenuto elemento di spicco della cosca Pelle di San Luca. È stato scovato e arrestato in Germania. Agguato a Caraffa del Bianco, giovane ferito con 4 colpi di fucile caricato a pallettoni. Indagano i carabinieri. Rubato il bambinello dal presepe, accaduto a Cosenza. La statua restituita dopo poche ore da una donna che ha confessato: l'ho preso per metterlo nel mio presepe. Guerra agli incivili, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falco Matà ha pubblicato sul suo profilo Facebook i video che ritraggono alcuni cittadini che abbandonano i rifiuti per strada. Il Sud cresce, la Calabria di meno, i dati del rapporto Svimez, l'economista: per uscire dalla trappola della povertà, puntare sull'innovazione senza disperdere risorse ed energie. L'incremento del disavanzo sanitario potrebbe determinare un aumento delle aliquote fiscali e nel 2018 i cittadini calabresi potrebbero pagare più tasse. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca perché era latitante da ben 5 anni Antonio Strangio, ritenuto elemento di spicco della cosca Pelle di San Luca. È stato scovato e arrestato in Germania, in una località vicino a Duisburg. Sentiamo. È stato catturato in questa cittadina della Renania Antonio Strangio, 38 anni, considerato elemento di spicco della cosca Pelle Vanchelli di San Luca. Conosciuto con i soprannomi TT e un meccanico, è stato catturato vicino a Duisburg, teatro della strage dell'agosto del 2007. Latitante dal 2012, deve scontare 19 mesi di carcere per intestazione fittizia di beni. Ad ammanettarlo è stata la polizia tedesca che, su indicazione dei carabinieri di San Luca, ha scovato il ricercato sul quale da settembre pendeva una richiesta di mandato d'arresto europeo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. I carabinieri sono risaliti a Strangio controllando parenti e amici. Gli inquirenti hanno analizzato i contatti che lui ha avuto prima di darsi alla macchia. Gli investigatori hanno così verificato ogni utenza da lui contattata in passato e ogni domicilio dimora in cui avesse trovato ospitalità in Italia e all'estero, e tutti gli elementi portavano alla cittadina tedesca di Moers, dove in passato era stata riscontrata la presenza di numerosi affiliati alla stessa cosca. Antonio Strangio era, secondo gli investigatori, un prestanome della cosca di San Luca. Nel settembre del 2009 i carabinieri hanno accertato tra l'altro la presenza di Strangio anche a Polsi, dove in presenza del capocrimine Domenico Pedisano si è tenuto il summit di 'Ndrangheta il giorno della festa della Madonna di Polsi. Gli inquirenti non escludono che il latitante si trovasse in Germania già dal 28 dicembre del 2012, quando cioè si è sottratto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. Al momento dell'arresto Strangio era solo e non ha opposto resistenza. Tra qualche settimana sarà estradato in Italia. E ancora per la cronaca, restiamo nel Reggino perché in condizioni molto gravi l'operaio di 41 anni Leonardo Minnici, incensurato, ferito in un agguato a Caraffa del Bianco nella Lochride. Minnici stava lavorando in un terreno di proprietà della sua famiglia quando è stato raggiunto da 2 colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni sparati da breve distanza. L'operaio è stato raggiunto dai colpi alla testa, alla schiena e ad un braccio. È stato appunto soccorso dal padre, ora è ricoverato in prognosi riservata agli ospedali riuniti di Reggio Calabria. Sentiamo. È ricoverato agli ospedali riuniti di Reggio Calabria il giovane incensurato gravemente ferito ieri poco dopo le 13 in un agguato avvenuto tra i comuni di Samo e Caraffa del Bianco. Qualcuno gli ha esploso contro 4 colpi di fucile caricato a pallettoni. AM, queste le iniziali del ferito, è stato raggiunto alla schiena e alla testa. Il fatto è accaduto in Contrada Mina, una zona di campagna in prossimità della strada provinciale lungo il tratto che collega i comuni di Samo e Caraffa del Bianco. AM, che è di Ferruzzano, era impegnato in alcuni lavori in campagna. Pare che fosse in compagnia di familiari e molto per quanto riguarda l'inchiesta arriverà dalla testimonianza delle persone presenti. Sul fatto indagano i carabinieri del gruppo Locri sotto il coordinamento per adesso della Procura della città ionica. Non si esclude infatti nessuna pista al momento. Le modalità dell'agguato fanno
fanno pensare ad una matrice mafiosa, ma AM, come detto, è incensurato e sembra non sia allegato ad ambienti equivoci. Sviluppi comunque potrebbero esserci nei prossimi giorni, molto dipenderà dalle testimonianze che i carabinieri registreranno. Ora vi raccontiamo un furto molto singolare perché è stato rubato un bambinello dal presepe accaduto a Cosenza. La statua è stata poi restituita dopo poche ore da una donna che ha confessato: l'ho presa per metterla nel mio presepe. Rosalba Baldino, sentiamo. Gesù Bambino è tornato al suo posto, nella sua culla ai piedi dell'altare del santuario del Crocifisso a Cosenza. Era stato portato via nel giorno di Natale. L'evento del 25 dicembre, fra una messa e l'altra, aver scoperto questa assenza ha suscitato in tutti i fedeli un po' di dispiacere. Nella stessa omelia di quel giorno ho ricordato che comunque il Signore Gesù nasce nei nostri cuori, e allora lì non lo può rubare nessuno, e quindi anche grazie al ritrovamento provvidenziale che abbiamo effettuato è bello che ciascuno di noi possa ritrovare il Signore Gesù nella sua vita e poterlo testimoniare nella vita quotidiana di tutti i giorni. Una signora elegante si è avvicinata a quel Gesù Bambino venuto da lontano dalla Terra Santa 30 anni fa, una busta in mano. Le telecamere di sicurezza all'interno del luogo sacro hanno ripreso quanto accaduto, l'intuito del maresciallo in pensione, sentinella in chiesa nel giorno di Santo Stefano. Abbiamo deciso un po' di fare, tra virgolette, un appostamento. Dopo un po' abbiamo visto sopraggiungere una signora che si stava intrufolando nuovamente all'interno del presepe. Quindi lì l'abbiamo fermata, abbiamo chiesto che cosa stesse facendo. Lei inizialmente ha detto no, niente, volevo dare uno sguardo al presepe, dopodiché abbiamo contestato un po' quello che il giorno prima aveva fatto. La proposta è di dire: guardi, ne vendiamo un altro di Gesù Bambino, così potete tenerlo in casa, andiamo a riprendere quello che avete preso. Si è convinta, sono andato a casa con lei, ho preso questo Gesù Bambino che era nella culla così come stava sull'altare, che lei aveva deposto sul comodo della sua camera da letto. Siamo rientrati qui in chiesa. La donna inoltre dal presepe grande allestito nella chiesa aveva trafugato una pentola e una giara in terracotta oltre al bambinello, ogni cosa desse al suo posto, ma lei come si è giustificata? La signora si è giustificata in maniera molto semplice, dicendo di aver voluto il bambinello nella sua casa il giorno di Natale perché in qualche modo le facesse compagnia. Questa sembra davvero una bellissima storia di Natale, tutto risolto in meno di 24 ore. Adesso spostiamoci a Reggio Calabria per parlare di una guerra agli incivili, perché il sindaco di Reggio, Giuseppe Falco Matà, ha pubblicato sul suo profilo Facebook un video che ritrae alcuni cittadini che abbandonano i rifiuti per strada. Sentiamo. Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà, dichiara guerra agli incivili e decide di pubblicare i video che ritraggono i cittadini mentre abbandonano i rifiuti per strada. Il primo cittadino ha utilizzato il proprio profilo Facebook per diffondere un lungo video con tanto di musichetta in sottofondo dal titolo Natale con i Lordazzi. È il film andato in onda nella città negli ultimi mesi e probabilmente in tutte le località calabresi dove non mancano gli incivili che mettono a rischio il buon funzionamento del sistema rifiuti nella nostra regione, anche dove la differenziata viaggia ad alti ritmi. Nelle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza decine di episodi e sulla pagina il commento del sindaco che spiega l'iniziativa e i risultati ottenuti. Quest'anno il Cinepanettone lo abbiamo girato a Reggio, scrive Falco Matà. Gustatevi lo spettacolo, il biglietto lo hanno pagato i Lordazzi con le multe che stanno ricevendo. Come vedete, aggiunge il primo cittadino, le telecamere ci sono, le segnalazioni aumentano e allora dobbiamo insistere su questa battaglia di civiltà e volere un po' più bene a noi stessi e alla città. Di immagini, conclude l'amministratore reggino, ne abbiamo già tante e le telecamere continuano a registrare. Voi continuate a inviarci le vostre segnalazioni perché da ora in avanti le pubblicheremo tutte. Se i Lordazzi non hanno alcun rispetto per gli altri, almeno provino un po' di vergogna per se stessi. Torniamo adesso alla cronaca, ci spostiamo a Vibo dove c'è stato un sequestro di botti illegali, sentiamo.
Dovranno essere vacanze di Natale senza botti a Vibo Valentia, è quanto disposto da un'apposita ordinanza firmata dal sindaco Elio Costa che prevede niente petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale fino al prossimo 7 gennaio. Con questo provvedimento il primo cittadino vieta di far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, in tutte le aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone. Per i trasgressori è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che vanno da 25 a 500 euro oltre il sequestro del materiale usato o illecitamente detenuto. Intanto si intensificano i controlli dei carabinieri al fine di contrastare il fenomeno. I militari della compagnia di Serra San Bruno hanno iniziato una serie di verifiche che al momento hanno fruttato 2 deferimenti all'autorità giudiziaria ed il contestuale sequestro di più di 200 kg di materiale esplodente. A loro volta i carabinieri della stazione di Soriano hanno eseguito una serie di perquisizioni domiciliari rinvenendo 60 kg circa di materiale esplodente non catalogato e sprovvisto delle autorizzazioni per la libera vendita. Nei confronti del proprietario, una sorianese di 35 anni, sono state elevate delle sanzioni amministrative pari a 6.500 euro. La merce legale, posta tutta sotto sequestro, avrebbe fruttato sul mercato più di 10.000 euro. E adesso parliamo di povertà, perché mentre il sud cresce la Calabria di meno. I dati sono del rapporto Svimez. Secondo l'economista, per uscire dalla trappola della povertà bisogna puntare sull'innovazione senza disperdere risorse ed energie. Sentiamo. Il sud cresce, la Calabria di meno. Il rapporto Svimez sull'economia del Mezzogiorno ha evidenziato l'incremento del PIL del 2,2%, un aumento superiore a quello registrato nel resto del paese che si è fermato ad un più 1,5%. Su base regionale però spiccano le percentuali trainanti di Campania e Basilicata e il buon risultato del Molise, mentre il PIL calabrese, pur facendo meglio di Sicilia, Sardegna e Abruzzo, si attesta su un discreto 0,9% di crescita che va a sommarsi allo 0,7% del periodo precedente. Dinamiche che l'economista Francesco Aiello spiega partendo dall'incapacità della Calabria di sfruttare i cicli positivi dopo aver pagato pesantemente dazio nelle fasi sfavorevoli, come una nave che affonda nella crisi e galleggia a stenti quando finisce la tempesta. Essendo un'economia piccola e lontana dai mercati internazionali, risente moltissimo dal ciclo economico e quindi tutti i dati positivi che stiamo guardando in questi ultimi 2 anni, dal 2014, certamente non possono essere associati a politiche di sviluppo forti che ne abbiano giustificato la tendenza, ma sono più semplicemente un adattamento al ciclo. Ma come uscire dalla trappola della povertà? Aiello punta sull'innovazione, ma attraverso una concentrazione di investimenti in un numero ristretto di ambiti tecnologici, per non disperdere, come è stato fatto in passato, risorse ed energie. Per uscire da questo stato di cose, l'unica alternativa che abbiamo è di concentrare le risorse che abbiamo a disposizione, sia private che pubbliche, ma soprattutto quelle pubbliche, in pochissimi settori economici che rappresentano poi quelle che potrebbero essere le vocazioni produttive del territorio. E quindi la concentrazione di queste risorse in pochi settori consentirebbe forse a queste regioni di invertire la crescita, cioè di non avere solo un adattamento al ciclo, ma di rompere il circolo vizioso povertà, adattamento al ciclo, sottosviluppo e posizionarsi quindi in una fase di crescita che è autonoma e non dipendente dal ciclo oppure dagli altri. Parliamo adesso di sanità, perché l'incremento del disavanzo potrebbe determinare un aumento delle aliquote fiscali. Così nel 2018 i cittadini calabresi potrebbero pagare più tasse. Sentiamo. Potrebbe essere un 2018 amaro per i cittadini calabresi. Si profila infatti un aumento delle aliquote fiscali. Motivo? I conti in rosso della sanità. Già, perché il disavanzo oscilla tra 104 e 153 milioni e le coperture preordinate dal piano di rientro pari a 100 milioni non sono sufficienti. Nel verbale dell'ultima riunione del tavolo Adduce c'è questa proiezione che, se confermata, potrebbe determinare l'aumento delle aliquote fiscali dello 0,15% di IRAP e dello 0,30% di addizionale IRPEF, e così i cittadini ancora una volta sarebbero costretti a mettere mano al portafogli per pagare più tasse. E non solo, sempre se le proiezioni saranno confermate, si determinerebbe il blocco totale del turnover del personale e sarebbe una catastrofe per la sanità regionale già in affanno, già perché aumenta il debito, i conti sono in rosso e i cittadini continuano a fare le valigie per curarsi fuori regione, con il conseguente aumento della spesa per l'immigrazione sanitaria. Probabilmente le polemiche e le pressioni
prese di posizione e il braccio di ferro tra la Regione e l'ufficio del commissario degli ultimi mesi hanno aggravato una situazione già al limite e così mentre la politica litiga i conti non tornano e a farne le spese come sempre sono i cittadini e tutto questo in attesa che il balletto tra Catanzaro e Roma si concluda prima o poi. Parliamo adesso di infrastrutture, ci spostiamo a Gioia Tauro, parliamo del porto con la denuncia del consigliere regionale Alessandro Nicolò. Vediamo. Dura denuncia del consigliere regionale Alessandro Nicolò, capogruppo di Forza Italia, sulla situazione del porto di Gioia Tauro, il quale ha descritto nei giorni scorsi uno scenario desolante e allarmante dello scalo gioiese. Sono stati licenziati 377 lavoratori, ha ricordato l'esponente politico, e ormai non si scaricano neanche 23 container a settimana, circa la metà della media preventivata, mentre cresce forte la competitività di scali come Genova e Taranto. Gioia per Nicolò è un porto tradito, non vogliamo certo sminuire gli effetti della crisi che attraversa il trasporto marittimo mondiale delle merci, ha spiegato ancora il consigliere, ma è sotto gli occhi di tutti che il sogno dello scalo gioiese stia vivendo miseramente. È stato il report annuale della stessa Authority a certificarlo ufficialmente, il bilancio si avvicina purtroppo a un buco nell'acqua, senza gli adeguamenti strutturali, continua ancora Nicolò, individuati ormai da anni con i cantieri per il bacino di carenaggio ancora fermi, privo di quella zona franca invano promessa dal 1996, il porto è ancora isolato e i ritardi nel pianificare idonei catalizzatori economico-industriali non solo non hanno ancora attivato un reale processo di sviluppo del territorio, ma hanno costretto a correre ai ripari per tentare almeno di difendere l'esistente. Per Nicolò, Gioia sta diventando man mano uno scalo marittimo di serie B penalizzato da scelte governative nazionali che hanno via via cancellato una sfida di fondamentale importanza per l'intero Mezzogiorno. Le conseguenze più gravi e pesanti stanno ricadendo sui portuali che hanno già subito 400 licenziamenti. Il porto non può essere tagliato fuori dalle nuove prospettive che si aprono nel trasporto mondiale. E adesso un ordigno bellico fatto brillare a Cassano e un uomo arrestato per stalking nei nostri 100 secondi di cronaca. Sentiamo. Attendeva la sua ex nei pressi del locale gestito dalla donna con un coltello in tasca, nonostante il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ragazza. Un 36enne di Catanzaro non si è mai rassegnato alla conclusione della sua storia d'amore e nell'ultimo mese aveva tentato di riallacciare in maniera violenta i rapporti con la vittima. Grazie all'intervento dei militari l'uomo è stato arrestato e portato in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro. Si sono svolti a Cassano allo Ionio, nei pressi del torrente Raganello, le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico trovato la settimana scorsa in contrada Morzidoso. Si trattava di una granata d'artiglieria da 100 mm risalente alla Seconda Guerra Mondiale di fabbricazione cecoslovacca utilizzata dall'esercito italiano. A trovare l'ordigno un agricoltore. La granata è stata fatta brillare dai militari della Compagnia del Genio Guastatori della caserma Ettore Manes di Castrovillari. Sono in corso di accertamento le cause del rogo che hanno completamente distrutto un piccolo autocarro utilizzato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani mentre transitava sulla strada statale 107 nel territorio del comune di Paola. Nessuna conseguenza per gli operatori a bordo. Secondo le prime ipotesi dovrebbe trattarsi di un fatto accidentale. L'intervento dei vigili ha limitato i danni evitando il coinvolgimento di altri veicoli in transito sulla strada statale. La provincia di Cosenza, con 7.631 tra cartelle ed avvisi, è la provincia calabrese con il numero più alto di cartelle la cui notifica è stata sospesa dall'Agenzia delle Entrate allo scopo di evitare disagi durante le festività natalizie. E adesso stiamo a Cosenza perché parliamo di associazioni in piazza per celebrare i 70 anni della Costituzione. Vediamo. Il tricolore è in piazza 11 settembre a Cosenza per celebrare i 70 anni della Costituzione. Le parole della carta, letture a cura delle associazioni Ampi, Dossetti, Prima che tutto crolli, CDC e CIDI. Il messaggio semplice: la Costituzione moderna va solo applicata. Una Costituzione che abbiamo voluto difendere lo scorso anno, nel 2016, e ora vogliamo attuarla in tutte le sue parti, in tutte le sue garanzie, in tutti i suoi diritti e in tutte le sue norme istituzionali
costituzionali che sono molto avanzate e configurano una democrazia progressiva, una democrazia liberale e una democrazia sociale, perché lo Stato italiano, conformato dalla prima parte della Costituzione, è uno Stato costituzionale di diritto di natura avanzata. Il problema è l'attuazione, non è il problema il superamento della Costituzione, rimane sempre l'attuazione della Costituzione ad opera dei cittadini, delle forze politiche e delle istituzioni italiane. Ed ora Laino Castello per la 18ª edizione del tradizionale presepe vivente. Vediamo. Nel borgo antico di Laino Castello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ogni anno la magia del Natale viene rappresentata con il presepe vivente, uno tra i più belli di tutto il centro-sud. Il miracolo della Natività, che ha cambiato la storia del mondo, rivive nelle suggestive grotte naturali, negli antichi mestieri, nei sapori e negli odori di un tempo lontano che rievoca una storia millenaria. È un evento che tutto il paese costruisce con meticolosità per mesi. L'antico borgo per una sera diventa una singolare Betlemme e accoglie tanti visitatori stupiti dal fascino del luogo e dall'amore che si percepisce nei gesti semplici dei figuranti che rievocano le scene della Notte Santa di oltre 2000 anni fa. La 18ª edizione del presepe vivente di Laino Castello, oltre a celebrare la sacralità del mistero della nascita di Cristo, quest'anno ha regalato un vero e proprio miracolo di Natale. Infatti l'antico borgo abbandonato in seguito al terribile sisma del marzo 1982 tornerà a vivere. Si avvera questo sogno di tanti anni di lavoro, le amministrazioni che si sono succedute hanno lavorato tanto per restaurare, recuperare la parte alta, in modo particolare dove siamo e dove si è realizzato il presepe. Sono stati recuperati degli alloggi e questi alloggi vengono consegnati, vengono assegnati in gestione a un soggetto privato. L'amministrazione di Laino ha saputo saldare una bellissima alleanza con dei giovani imprenditori, giovani che hanno costruito la loro esperienza anche fuori dalla Calabria, ma che hanno questa grande voglia di ritornare e sono venuti qui, hanno proposto un progetto di reinvestimento di questi luoghi utilizzando una parte, una porzione ancora molto piccola del borgo, per trasformarlo in una sorta di albergo diffuso. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una saccatura atlantica si estende sino al bacino occidentale del Mediterraneo, interessando anche le nostre regioni del nord-ovest. Nella serata odierna tale saccatura valicherà le Alpi, generando una bassa pressione al suolo, che apporterà nelle giornate di giovedì e venerdì un veloce ma intenso peggioramento anche sulla nostra regione, con il ritorno della neve sui monti. Passiamo ora alle previsioni in dettaglio. Domani cieli regolarmente nuvolosi con piogge sparse anche a carattere di rovescio, a cavallo della notte tra mercoledì e giovedì, che saranno più frequenti sui versanti tirrenici, in particolare del Cosentino, con nevicate sui monti a quote in graduale calo nel corso della giornata, fino a 800-900 metri sul Pollino, 900 metri sulla Sila, 1000 metri su Serre Vibonesi e Aspromonte. Temperature in diminuzione soprattutto nei valori massimi e sui versanti tirrenici interni. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione da ovest ovunque forte renderà il Tirreno agitato o localmente molto agitato, mentre lo Ionio da molto mosso a mosso sotto costa. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito, ringrazio Michele Cava in regia e Giuseppe Costanzo in messa in onda e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.